Forniva a un 22enne di Novara le sostanze con cui produrre metanfetamina nel suo laboratorio, considerato il più grande d'Italia, come accade nella celebre serie TV americana Breaking Bad. La Polizia di Stato ha arrestato a Trieste, mentre seguiva una lezione all'università, uno studente di 23 anni di Conegliano, attualmente domiciliato nel capoluogo giuliano. Il ragazzo, secondo gli inquirenti, gestiva un sito internet per la vendita di prodotti chimici che era stato chiuso dopo che si era diffusa la notizia dell'arresto a marzo del coetaneo piemontese Rampollo di una famiglia benestante. Nell'abitazione del trevigiano sono stati sequestrati precursori chimici utilizzati per produrre droghe sintetiche, praticamente impossibili da procacciare sul mercato legale, ma molto diffusi sul dark web. Il suo è il primo arresto in Italia per il possesso di queste sostanze, che il giovane impiegava a sua volta e per questo è accusato anche di produzione di stupefacenti. In casa un laboratorio attrezzato con impianto di distillazione, microscopio scientifico, una grossa cappa aspirafumo per evitare il diffondersi dell'odore della cottura delle sostanze, anidride acetica utilizzata per la produzione dell'eroina, metilammina per produrre metanfetamina e chetamina, piperidina, utilizzata per la sintesi di una grande quantità di droghe sintetiche. Una notizia arrivata velocemente a Conegliano, quella del suo arresto, che il sindaco Fabio Chiesa ha commentato con sconforto. Questo dispiace molto perché sono dei ragazzi che magari hanno anche delle potenzialità e che si rovinano la vita, la rovinano ai loro cari, alle persone che gli vogliono bene, sottovalutando magari in alcuni casi le situazioni illecite in cui vanno a trovarsi. Per cui raccomandiamo a tutti di ricordarsi che il guadagno si fa col duro lavoro, che non esistono scorciatoie. Soldi facili, anche quelli messi in tasca dai due cittadini nigeriani di 37 e 42 anni che sempre a Conegliano spacciavano cocaina ed eroina. Gli agenti del commissariato che li pedinavano dallo scorso autunno hanno documentato migliaia di cessioni di stupefacente ad automobilisti che raggiungevano in bicicletta. A quel punto estraevano dalla bocca le dosi e le consegnavano dal finestrino ai loro clienti, che incontravano anche nei pressi di scuole, oratori, campi da calcio. 1,5 kg di droga, la quantità piazzata tra il 2023 e il 2024 per un giro d'affari di 35.000 euro. E come in tutte le città delle nostre dimensioni esiste questo fattore, non è perché si arresta che ce n'è di più, perché si arresta vuol dire che si fa il proprio dovere sul territorio e c'è un grande controllo della situazione. Per i due, oltre alla denuncia per spaccio, il divieto di dimora a Conegliano.